Il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Treviso è formalmente a carico di ignoti, ma a finire sotto la lente della magistratura che indaga sul crack di Veneto Banca è l'agenzia internazionale incaricata del controllo dei conti, che avrebbe presentato false certificazioni del buon andamento della Popolare Veneta, affermando ad esempio che il bilancio d'esercizio forniva una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. La PricewaterhouseCoopers, una delle 4 principali società di revisione a livello mondiale, con un fatturato annuo di 130 miliardi di dollari, potrebbe dunque essere chiamata a rispondere di falso, perché visto l'epilogo di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza, Banca Etruria e Banca Marche, tutte monitorate dall'agenzia americana, qualcosa che non andava nell'operato deve esserci per forza. E così, parallelamente al maxi fascicolo sul crack, la procura trevigiana indaga anche sui revisori dei conti per capire fino a che punto abbiano contribuito alla truffa subita da migliaia di azionisti.